Domani a San Leone la prima edizione dello Street Food Fest, ne parliamo con il direttore tecnico, lo chef Francesco Lelio. Ecco, una manifestazione sicuramente interessante in un momento in cui c'è una riscoperta anche della nostra tradizione culinaria, no? Mi occupo appunto di organizzare queste manifestazioni nelle varie città. Abbiamo fatto noi Palermo come primo esperimento, poi l'abbiamo portato a Catania che è stato un gran successo e abbiamo pensato non meno ad Agrigento, che è anche una grande città sia dal lato artistico che dal lato ricettivo per quanto riguarda l'accoglienza e la cordialità appunto delle persone che le abitano. Quindi abbiamo pensato di fare questa manifestazione a San Leone, che è una bella cornice, è un bel luogo dove poter ospitare questa grande manifestazione, è un festival appunto. La nostra intenzione è quella di portare innanzitutto la qualità, quindi cibo da strada sì, ma qualità innanzitutto. È internazionale come manifestazione. Quindi troviamo non solo un cibo territoriale, ma anche che va fuori sia dalla regione che anche un cibo internazionale. Quindi abbiamo cibo iraniano, così californiano, insomma abbracciamo un po' tutto il mondo per quanto riguarda il cibo. Ringrazio le autorità locali, in prima persona il sindaco che ci ha dato questa possibilità appunto di svolgere questa manifestazione. Al via domani Street Food, una manifestazione legata al territorio, alla scoperta dei cibi locali, tante iniziative che ha avuto anche però qualche polemica da parte dei commercianti di San Leone. In questo caso voi come replicate? Ma non credo che ci sia nulla da polemizzare, è un bell'evento che si svolgerà a San Leone, che porterà un gran numero di persone, per cui credo che tutti avranno la possibilità di poter lavorare sul lungomare. Anzi, credo che un numero tale di persone, cioè un evento del genere porta talmente tanta gente che ce ne sarà per tutti i gusti, per chi vorrà lo street food, per chi vorrà sedersi a mangiare una buona pizza, per chi vorrà andare ad un ristorante e poi magari farsi una passeggiata per vedere gli eventi che organizzerà lo street food. E ricordo sempre che in occasione di questa giornata il lungomare Falcone Borsellino sarà interdetto al traffico veicolare, è consigliabile posteggiare nelle aree precedenti Viale Viareggio, quindi per esempio il parcheggio che sarà messo a disposizione nell'area della rotonda Pantalena e comunque anche Viale Viareggio avrà un'interdizione al traffico veicolare a partire dalle 18. Noi abbiamo consegneremo in queste ore tutta una serie di carrellati alle varie stand in modo tale da poter consentire la differenziazione dei rifiuti. Nello stesso tempo gli organizzatori sono stati abbastanza diligenti, hanno messo a disposizione 4 gazebo chiusi dove in giornata verranno accumulati tutti i rifiuti raccolti per agevolare le operazioni di recupero da parte della ditta addetta. Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo, tutto sembra funzionare alla perfezione ed è anche una prova per i cittadini per vedere se anche in queste manifestazioni si riesce a differenziare. Ricordiamoci che è una cosa importante di sopravvivenza per la nostra comunità.